due ragazze marsalesi che vogliono fare il video messaggio d'amore rivolto ai loro mariti. Cominciamo subito con la prima ragazza. Ciao, tu ti chiami? Marcella, Marcella, sei di Marsala, abbiamo detto. di Marsala, Quanti anni c'hai, Marcella? 35, 35 anni. Da quanto tempo è che praticamente tu sei con tuo marito? 21 anni. 21 anni. Avete figli? Sì, 2. Un Due. maschio e una femmina? Sì. Quanti anni? Mia figlia ha quasi 18 anni. Mio figlio, che è qua, qui, che dolce. 1 anno e 2 mesi. 1 anno e 2 mesi. Quindi fresco fresco. Ecco, Come si chiama tuo marito? Enzo, Enzo. E quanti anni c'ha? quasi 40 anni. Quasi 40 anni, ed è di Marsala pure lui. Sì. Ascolta, com'è che vi siete conosciuti con tuo marito? Ah, Ti preoccupare, l'emozione è normale, è una cosa naturale. niente, io ero a casa di mia zia, nel balcone, e lui è passato ed è stato... Lui praticamente stava passando sotto il balcone per farsi una passeggiata Ecco. e ti ha notato. Ecco. Tu eri affacciata naturalmente che guardavi il panorama, Ecco, hai notato anche lui. Anche lui. Vi siete notati naturalmente a tutte e vicenda. due. Eh? Tutte e E con due. un'occhiata praticamente è Sì, scattato ecco. la molla, il colpo di fulmine praticamente. Di 21 anni. Poi praticamente com'è che siete riusciti a mettervi in contatto? Ah, entrambi di fratelli. Ah sì? Perché sono I fratelli praticamente si sono accorti... 14 in tutto. 14 fratelli? Una squadra di calcio. Fratelli e sorelle. E infatti ho conosciuto mio cognato Giacomo. Sì. E tramite che ho conosciuto mio cognato mi ha fatto conoscere mio marito. Fammi capire, praticamente i parenti, cioè i fratelli, si sono accorti praticamente che tu guardavi tuo marito. Ecco, e io ho detto, chi è quello ragazzo? C'è mio fratello, c'è che bello. E praticamente piano piano poi vi siete conosciuti e vi siete innamorati. Sì. Vabbè, ora tu sei qua questa sera per fare che cosa? Un videomessaggio d'amore naturalmente a tuo marito, giusto? Sì. E allora tu sai come va la cosa, lì c'è la telecamera e quanto te lo darò io tu praticamente farai il tuo videomessaggio d'amore rivolto alla telecamera come se ci fosse tuo marito che ti stesse guardando, Va dicendogli bene. praticamente tutto quello che provi per lui, ok? Va bene, Vai. il nostro amore dura da 21 anni. Spero che durerà per sempre fino all'ultimo giorno, che le voglio bene e lo amo tantissimo. Brava Marcella, belle parole, complimenti. Va bene, passiamo ora alla seconda ragazza. Ciao, tu ti chiami? Daniela, Daniela, sei sempre di Marsala? Sì. Quanti anni c'hai? 26. 26. Sei sposata da quanto tempo? Io da 4 anni. Da 4 anni. Come si chiama tuo marito? Valerio, Valerio. Quanti anni c'ha? 28. 28. Allora, raccontaci come vi siete conosciuti. Allora, mio marito vendeva frutta con il preoccupare. true la verità. Cioè? Con il true Sì. L'ho visto e mi sono innamorata. Cioè, lo hai visto, a che l'hai visto praticamente, a che è scattato il colpo di fulmine, Sì. ti sei innamorata. E cosa è successo poi per praticamente approfondire la conoscenza? Cioè, il contatto com'è stato? E che abbiamo fatto un'amicizia e poi... Cioè, ti sei presentata tu a lui o è stato No, lui magari lui. che ha notato No, che no, tu lo lui. guardavi allora? No, lui, perché io già che lo conoscevo da bambina. Esatto, e lo tocchiavi. No, ci faceva succhiare, anzi ci rubava frutta. Ho capito. E praticamente poi piano piano praticamente questa Sì, ci si è siamo- trasformata in un amore. Sì, Avete figli? no, Senza figli? senza... 4 anni sposati? Sì. Vabbè, e tu sei qui questa sera appunto per questo motivo, lo stesso motivo di Marcella, cioè fare Sì. il videomessaggio d'amore per tuo marito. Sì, sì. Vabbè, allora lì c'è la telecamera, fai il tuo videomessaggio d'amore per tuo marito come se lui fosse di fronte a te, dicendogli qualsiasi cosa, quello che provi per lui, ok? Guardando la telecamera. Sì, che lo amo e che voglio passare tutti i giorni della mia vita con lui. Brava, anche queste belle parole. Va bene. Amici telespettatori, Alberto vi saluta per la rubrica dei videomessaggi d'amore e vi saluta anche... Marcella? Daniela. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!